Lo dico al signor Cecchettin, un anno fa come oggi il corpo di Giulia è il nostro corpo. Un anno fa come oggi il sorriso di Giulia è il sorriso delle nostre figlie. E da un anno sentiamo tutti il dolore della famiglia Cecchettin come fosse la nostra famiglia. Per tenere insieme l'angoscia terribile di quei giorni e il bisogno incomprimibile di capire come sia potuto accadere e come possa continuare ad accadere, è nata l'idea di costruire dentro questo Consiglio regionale un osservatorio sulla violenza contro le donne, un luogo nel quale poter dare un nome agli abusi, alle vessazioni, alle discriminazioni contro le donne che attraversano costantemente la nostra società per cercare insieme delle soluzioni concrete. Perché è innegabile che il patriarcato, inteso quale impalcatura sociale che relega le donne in posizioni subalterne e a ruoli predefiniti, è un tratto distintivo, definito della nostra cultura e della nostra società. Ed è ciò che rende e che ha reso socialmente accettabile la violenza fisica e psicologica che si scatena quando una donna, per diverse ragioni, sceglie di non adeguarsi a quei ruoli o a quel modello sociale che ci viene imposto. Non ci sfugge che mettere in discussione questa struttura sociale sia un cammino complicato, che produce reazioni e resistenze che in parte stiamo vedendo, ma ho l'impressione che il cambiamento sia in atto. A noi il compito di inclinare il piano sul quale può scivolare questo cambiamento, affinché anzi possa rotolare aumentandone l'intensità e aumentando la dimensione. In questo senso ringrazio la collega Milena che ha pensato a questo momento di riflessione tra noi e che ci costringe a fare i conti con i nostri doveri. Io penso che le istituzioni possano fare molto. Certo il patriarcato non lo possiamo cancellare con una legge, ma abbiamo il compito di chiamare le cose con il loro nome, di essere intransigenti su questo, di stimolare una riflessione collettiva e di costruire le condizioni affinché le soluzioni si possano trovare. Così è nata la proposta dell'osservatorio un anno fa e che in questo anno ha camminato sulle gambe delle tante colleghe e dei tanti colleghi che insieme a me hanno pensato trasversalmente che potesse essere uno strumento utile e che potesse arrivare fino a qui. L'unanimità che abbiamo raccolto in aula sulla mia proposta, ma ancora di più la condivisione che si è sviluppata nella discussione, l'empatia, signor Cecchettin, che il Consiglio della Regione del Veneto ha approvato quel giorno, credo siano il segnale di una prima conquista ottenuta. Perché tra le tante cose che abbiamo imparato in quest'anno da Giulia è che sarebbe sbagliato sostituire ad una guerra, quella degli uomini contro le donne, un'altra guerra tra le parti in campo. L'unanimità del Consiglio della Regione del Veneto vuole raccontare di una volontà comune, trasversale, di mettere nel mirino il nemico giusto, che non è l'antagonista politico-partitico, ma è la struttura sociale che impedisce alle donne di realizzarsi pienamente e di realizzare anche una società veramente paritaria e dunque più giusta. In questa discussione che ha visto l'approvazione della proposta di legge, che oggi è legge della Regione del Veneto, e nella individuazione dello strumento per costruire insieme il cambiamento, all'unanimità i capigruppo del Consiglio regionale, su proposta di Milena Cecchetto, hanno pensato di chiedere al signor Gino Cecchettin di presiedere in qualità di presidente onorario la prima istituzione del nostro osservatorio, perché pensiamo sia indispensabile costruire condizioni cambiando le regole del gioco. E in questo anno Gino Cecchettin ci ha aiutato a trovare la forza per cambiare le regole del gioco. Siamo tutti cambiati in questo anno e io penso che sia merito suo e merito di Giulia. Quindi ringrazio e ne approfitto già da oggi o ancora oggi tutto il Consiglio regionale per aver approvato la legge, il Presidente Ciambetti che ha guidato i lavori con serietà e rigore, e sono davvero orgogliosa di aver fatto parte di questo Consiglio regionale
e di aver contribuito insieme a tutte le colleghe e a tutti i colleghi a rendere forse questa regione un posto dove si può avere qualche speranza in più. Grazie.